Benvenuti e bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi, video epico, perché per la prima volta porterò su YouTube Italia Manuela Meleleo su un campo da calcio. Sono molto contenta, anche se non sono molto brava, però vabbè, mi impegno. Lo vedremo. Ragazzi, prima di cominciare vi chiedo di lasciare tantissimi mi piace qui sotto. Se volete altri contenuti del genere al campo con Manuela, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Vi lascio in descrizione anche il canale di Manuelina, iscrivetevi e lasciate tanti bei commenti, ragazzi, vi leggiamo e vi lasciamo tanti bei cuori rossi. Andiamo a giocare? Andiamo a giocare, ma cosa andiamo a fare oggi? Oggi sarò il tuo coach, sarà il tuo allenatore, istruttore. Ovviamente saranno degli esercizi molto basilari, molto basici, perché come primo video ho pensato di allenarti al campo. E a proposito di campo, io voglio ringraziare il centro sportivo Cercola per averci ospitato e dato la possibilità di registrare questo contenuto e tanti altri che vedrete su questo canale a breve. Quindi ragazzi, io direi di andare dentro con questo allenamento. Allora ragazzi, il primo allenamento che andremo a fare è un allenamento veramente molto easy, molto soft. Andremo a fare semplicemente degli scambi destro-sinistro per capire un attimo le tue abilità, le tue caratteristiche. Ok. Andiamo dentro con questo allenamento. Allora Manuela, sei pronta per questo primo allenamento al campo? Facciamo, vai. Perfetto, allora scambi destro-sinistro, quindi tu me lo passi sul sinistro, io devo risponderti di sinistro, io te lo passo sul destro, tu devi rispondere di destro. Sembra facile. Perfetto. Però ce l'hai, ce l'hai. Ci sta, ci sta. Il sinistro dove lo devi... Facciamo un po' più veloce. Bravo però. Vabbè, a me è un po' più complicato perché avendo il telefono. No, però ci sta, ci sta. Ci sta ragazzi, ci sta. Ma non hai mai giocato a calcio? Non hai mai giocato? Sì? Sarà sempre il tuo sogno nel cassetto? Perciò segui così tanto il calcio? Ah, però è bravo. No, è bravo ragazzi, è bravo, è bravo. Ragazzi, io direi facciamo qualche altro scambio, poi di fermarci a questo primo allenamento perché ci sta. Le fondamentali ci sta. Ragazzi, perfetto, perfetto. Allora ragazzi, io direi di fermarci a questo primo allenamento, così date voi un voto qui sotto nei commenti. Io mi sento di dare un bel 8, 8 e mezzo. Passiamo al secondo esercizio, ma i fondamentali ci sono. Destro, sinistro, molto bravo. Bene così, andiamo avanti. Allora ragazzi, dopo questo primo allenamento scambi destro-sinistro raso terra che sono andati molto bene, infatti ho fatto i complimenti, adesso alziamo un po' la difficoltà, alleniamo un po' la tecnica di Manuela facendo sempre scambi destro-sinistro, però questa volta al volo. Quindi io te la passo al volo e tu mi devi rispondere di destro e di sinistra. Andiamo dentro con questo secondo allenamento. Vamos. Allora, un po' più difficile questo qua, te lo comincio a passare sul destro, dai, è più facile. Manuela sa giocare, ragazzi. Oh no, qui. Come l'hai detto? Ragazzi, Manuela sa giocare. Ok? Ok? Manuela! Ma ne vuoi a Juventus una vuole femminile? Oh. Allora facciamo questa volta alternato. Ok? Va bene? Ok? Cerca di usare anche l'altro. Ok, fai l'alternato, va bene? Va bene, brava che stai temporeggiando sul posto. Guarda, calciatrice proprio, ragazzi. Calciatrice, calciatrice. Temporeggia, temporeggia, ci sta. Ok? Uno qui, ma chiappa male. Vai, ok? Ok? Va bene? Ok? Sinistro? Va bene! Sì, 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 ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta, ci sta. Ok? Ok?
Sì, qui proviamo il gol. Va bene ragazzi, va bene, io direi di fermarci anche qui a questo secondo allenamento, passerei col terzo, date un voto, a me è piaciuto. Ok ragazzi, adesso sempre un po' più difficile, alleniamo lo stop. Sei brava a stoppare? Ma questo manco in Serie A lo sanno fare, vabbè dai, ci proviamo. Ok, quindi io alzerò la palla con le mani e tu dovrai stoppare, okay, così come ti viene, col petto, col destro, col sinistro. Vediamo. Allora la palla ovviamente quando si stoppa deve rimanere lì, incollata, ferma, sì, incollata. Quindi è quello l'esercizio da fare. Va bene? Allora questo è stato lo stop a seguire. Stop di petto, ok, la palla resta lì e poi va bene. Però la palla deve stare vicina, altrimenti poi l'avversario la prende. Esatto. Quindi l'obiettivo è farla rimanere proprio vicino a te. A parte se la vuoi stoppare col piede devi incollarla al piede, o destro o sinistro. Qui invece oltre al petto ha usato anche il ginocchio, quindi diversi tipi di stop. Altro petto. Allora la mano lo so, specialmente qua dentro. Vabbè dai, è interista, usa comunque le mani. Ho capito. A noi non ci defiscano. Va bene dai. Parto. Dai, questo è bello. Ah, questo è bellissimo ragazzi. No, ma è stato bello il saltello che hai fatto. Hai fatto un saltello e la palla si è appoggiata benissimo. Ok? Stiamo migliorando anche sullo stop. Facciamo un altro, vediamo. Ok, dobbiamo togliere il vizio di mettere le mani in mezzo. Vabbè. No, questo, Okay, questo faccio fare autogol. Esatto, qui va a fare autogol. Col piede ci siamo. Allora, col piede, allora sul destro, quando gliela dai di destro e fa quel saltello. È il mio cavallo di battaglia. Sì, il cavallo di battaglia è quel saltello e quello stop che fa così. Quasi in controtempo, è un controtempo. Perché prima salta col sinistro e poi. Allora, te la do un po' più alta, vai. Ragazzi, va bene, lo stop va bene perché la palla deve rimanere lì. Ragazzi, ma sono esercizi complicati comunque. Per chi lo fa per la prima volta. Marina no. Va bene. Anche con lei. Anche con l'altro. Vai fatto, quindi. Allora, proviamo a fare un attimo una cosa. In questo allenamento ci mettiamo lo stop più il tiro al volo in porta. Va bene? Allora, giriamoci verso la porta. Te la alzo. Calcio d'angolo per la squadra avversaria. Nope. Vabbè, riproviamo. Ok? Va bene. Un po' sbilenca, devo fare più dritta. Stop. Ok, sempre col ginocchio. Va bene. Altro stop. Stavolta variamo, non facciamolo sempre col ginocchio. Ok. Questo è perfetto. Ragazzi, io direi di fermare anche questo terzo allenamento, che tra l'altro poi è stato un 3/4, sì, perché l'ho un po' reso alternativo con questi tiri al volo. E niente, passiamo avanti col prossimo allenamento e date un voto a questo qui. Allora, nuovo allenamento, stavolta come vedete alle nostre spalle il pallone è proprio posizionato sul dischetto del rigore. Andiamo a fare i rigori, io vado in porta. Posso dire una cosa, se fossi calciatrice, calciatore, non tirerei mai un calcio di rigore. Perché ti caghi sotto? Sì, sì. Oh, non tirerei mai. Vabbè, vediamo quanti gol mi farà Manuela. No, che lei è in mezzo a sta porta, no? No, se non fai gol, veramente, io non mi butto nemmeno. Vai. 1-0 per 1-0. Vabbè, questa centrale solo. Voglio che ti butti. Oh! Devi tirare più forte, è più angolato. Mettici forza. Allora Manuel, l'Inter deve vincere lo scudetto con questo calcio di rigore. Vai. Vai, vediamo, si presenta Manuela Meneleo dagli 11 metri. L'Inter può vincere questo. No! Manuela, hai vinto lo scudetto? Magari. L'ultimo. Vai con l'ultimo. Ma tu mi sta benissimo. No, che se l'ha già usato. No, che se non posso fare la sera. No!
angolato nell'angolino. Sotto il 7 non ci riesco, però giù dai. Oggi mi credete? Questo qua l'ha fatto proprio con la puntazza dentro, punta proprio piena. È impossibile tirare, impossibile pararla. No, è impossibile. Oh! Fuck! Che golasso! Ragazzi, ultimo allenamento di questo video, palleggi. Madonna mia. Ovviamente non si tratta di una gara di palleggi, perché pure ne sa ci fa. No, non è vero, scherzo. Manuela, adesso dovrai palleggiare o cercare di palleggiare quante più volte consecutive, quindi senza farla cadere per terra, tutto al volo, e potrai servirti di petto, ginocchia, testa e ovviamente piede. Vediamo. C'è attenzione. Ma perché? Devo prendere un attimo di misura. Allora, qua il ginocchio. Così? Ma perché allora la gamba è troppo tesa. Fammi fare un attimo l'allenatore. La gamba è troppo tesa, non puoi palleggiare così. La gamba la devi. Vedi? È già è diversa la cosa. Ok, 4. 4, quindi il record di Manuela è 4. Chi ce la fa a battere? 4. Ah, sempre 4. Brava, 5. Hai palleggiato comunque più o meno bene, anche perché dovresti servirti sia del destro che del sinistro. È complicata, mi rendo conto. Infatti te l'ho lasciato come ultimo esercizio proprio perché quello là più difficile. No, perché le scarpe mi vanno grandi. È un'anatra, un'oca. Col tacco? Seria? Ah, il giro del mondo addirittura? No. No. Posso molto alzarla. Però vedi, allora quando lo tieni basso il pallone, perché quella è la tecnica fondamentalmente, quello è il segreto, tenerlo sempre basso e più o meno incollato, attaccato al piede con il quale stai facendo il palleggio. E infatti i 5 che hai fatto prima, li hai fatti bene proprio perché ce l'hai basso e non teso il ginocchio, che prima ce l'avevi così la gamba. Non trovo il ritmo. No, con la sinistra è impensabile. Va bene però comunque, va bene. Allora, diciamo che per adesso il record da battere è 5. Beh, è la prima volta. È la prima volta, ma infatti ci saranno altri allenamenti per il palleggio. No, Manuele lo tirò. L'unica cosa che vuole fare Manuele è tirare. Ci piace tirare. Ora me la da tirare un gol. Guardate qua come prende, guarda. No! Non ci credo, cioè da finire tunnel. Questo non lo so fare, neanche c'ha la noglu. Guarda come hai fatto a fare questa cosa? C'ha la noglu, ti sfido. Azz! Allora facciamo così, ultima prova di palleggi. 7! 7 va bene, come ultima volta 7, quindi il record di Manuela da battere per la prossima volta è 7, va bene così. Perfetto ragazzi, questo video lo possiamo terminare qui, abbiamo fatto un bel allenamento. Mi sono divertita un sacco comunque. Va bene così, allora ragazzi la prossima volta se ne volete altri lasciate tanti bei mi piace, iscrivetevi al canale, anche quello di Manuela, lo trovate in descrizione, seguiteci ovunque, noi ci becchiamo nel prossimo video. Ciao ragazzi e ovviamente tutto.